Torna per il quinto anno consecutivo la manifestazione Sicilia in bolle, l'evento dedicato al vasto mondo della spumantistica siciliana. Domenica 30 giugno e lunedì 1 luglio prossimi, le bollicine e i migliori vini prodotti sul suolo siciliano saranno i protagonisti delle manifestazioni che avranno luogo tra Realmonte e Agrigento. Organizzato dalla delegazione Associazione Italiana Sommelier Agrigento, con la collaborazione di AIS Sicilia, a oggi sono più di 40 le cantine siciliane che hanno confermato la loro presenza. Inoltre quest'anno è stata anche riconfermata la presenza dell'Istituto Trento Doc, a cui si aggiunge, novità dell'edizione 2019 di Sicilia in bolle, un'esclusiva degustazione di champagne. Altra novità è la partnership stretta con il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi. Per questo si è deciso di svolgere il convegno inaugurale della manifestazione il prossimo 30 giugno a Casa San Filippo. Il tema su cui i relatori del mondo enologico italiano si confronteranno sarà incentrato su due realtà diverse ma entrambe in forte crescita, dal titolo Sicilia e Trentino, due grandi territori a vocazione enogastronomica. Non più 2 ma 4 i masterclass che si svolgeranno a Realmonte, poco distante dalla Scala dei Turchi. Uno di questi sarà dedicato al famoso champagne. Il momento conclusivo della manifestazione si svolgerà nella serata del 1 luglio con i banchi di assaggio delle cantine partecipanti che proporranno le migliori bollicine siciliane da conoscere e degustare, il tutto accompagnato da un buffet. Dopo la mezzanotte si darà il via al Night Party.